Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Da questa notte la nostra regione è interessata da una forte ondata di maltempo. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Pordenonese, con le zone di San Vito al Tagliamento e Fiume Veneto che hanno subito i danni maggiori. Particolarmente seria la situazione a Bannia. Il sindaco Jessica Canton per tale motivo ha chiesto l'intervento della regione. Vediamo il servizio. Un violento fronte temporalesco ha colpito in particolare Pordenone e tutta la provincia nella notte e in mattinata. In particolare una grandinata ha danneggiato coltivazioni, auto, tettoie in gran parte del territorio della destra Tagliamento. Attorno alle 6 ad Azzano Decimo la grandine con chicchi di dimensioni simili a quelle di palline da tennis è iniziata a cadere sfondando i vetri delle auto. Si registrano gravi danni alle colture a San Vito al Tagliamento e molto seria è la situazione nella zona di Fiume Veneto, in particolare nella frazione di Bannia. Proprio per questo Jessica Canton, sindaco del paese, ha inviato al governatore della regione Massimiliano Fedriga una nota per sottolineare quanto accaduto e la gravità dei danni conseguenti. Questa mattina il comune di Fiume Veneto, in particolar modo le frazioni di Bannia e di Pratorlone, sono state duramente colpite da una grandinata che si è abbattuta attorno alle 6:30, 7 del mattino. Gravi danni sia ad abitazioni private, quindi tetti, impianti fotovoltaici, autovetture distrutte, colture davvero estremamente danneggiate e anche danni ingenti a capannoni industriali. I volontari della protezione civile, unitamente alla polizia locale e ai nostri dipendenti comunali, gli operai del comune, sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina. Ci hanno raggiunto anche i vigili del fuoco che sono davvero sommersi dalle richieste. Abbiamo interessato della questione il presidente Fedriga, il quale ci ha già risposto affermativamente e ha piena conoscenza di quella che è la situazione e interverrà sicuramente per aiutare e per sostenere la popolazione che è stata fortemente danneggiata. Coldiretti Pordenone sta svolgendo una ricognizione per raccogliere le segnalazioni dei danni dopo la violenta grandinata di questa mattina. Tetti dei capannoni agricoli bucati e in qualche caso scoperchiati, raccolti distrutti. In particolare le coltivazioni specializzate con il più alto valore come i vigneti hanno subito danni importanti. Per quanto riguarda la frutticoltura, nel caso specifico la melicoltura si è salvata grazie alle reti antigrandine. Per gli ortaggi, ma anche i seminativi come mais e soia che sono in fase di crescita molto delicata, la grandine può compromettere la maturazione. La struttura, dichiara il presidente provinciale della Coldiretti Matteo Zolin, in questo momento particolarmente delicato è operativa. Nei prossimi giorni segnaleremo alla Regione, in aggiunta alle precedenti grandinate e alle gelate di aprile, i dati raccolti relativi ai danni di questi giorni. Sono partite alle 12 di oggi 4 squadre esperte di antincendio boschivo della Protezione Civile regionale in aiuto ai volontari della Regione Sicilia dopo gli incendi di ieri. Arriveranno nella notte in provincia di Messina, quella più colpita, e ci rimarranno per almeno 10 giorni. Le parole del vicegovernatore Riccardo Riccardi alla partenza. Protezione Civile pronta per partire a supporto della Sicilia. Innanzitutto avete aggiornamenti, com'è la situazione ad oggi? La situazione è complessa, è governata dal Dipartimento Nazionale e noi ovviamente abbiamo risposto all'appello del Presidente Musumeci aggiungendoci alle altre regioni del Nord Italia, mettendo a disposizione 4 squadre esperte del nostro sistema antincendio sull'attività dell'incendio boschivo. Partiranno adesso, arriveranno in Sicilia probabilmente nel corso della notte, perché imbarcheranno a San Giovanni in Calabria per poter raggiungere la provincia di Messina, che è una delle aree maggiormente colpite. La missione durerà una decina di giorni e speriamo che siano sufficienti a sostenere e dare una risposta all'appello che la Regione Siciliana ha fatto. Io sono qui anche a dire grazie ai nostri volontari, anche a nome del Presidente Fedriga, che purtroppo non è in questo momento in Friuli Venezia Giulia, è impegnato fuori regione, quindi mi ha anche pregato di rappresentare il suo sentimento di piena gratitudine nei confronti di questi ragazzi che da un'ora all'altra, ieri è stata una giornata abbastanza lunga, abbiamo visto i comitati operativi, le decisioni, e soltanto nel corso della notte si è deciso di avviare quindi la missione, quindi siamo qua e li ringraziamo di questa disponibilità che è legata anche alla competenza che hanno.
Passiamo al bollettino Covid. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1769 tamponi molecolari sono stati rilevati 40 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1745 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi, lo 0,57%. Dall'analisi dei dati emerge che il 60% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi, 3 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 16 persone. Non sono stati rilevati casi né tra gli operatori né tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani presenti in Regione, così come all'interno del sistema sanitario FVG. Anche a Cividale ieri pomeriggio sono scesi in piazza i Novax protestando contro l'imposizione del vaccino e il Green Pass. Sono scesi in piazza a Cividale del Friuli i Novax, facendosi sentire anche nella cittadina ducale. Genitori, pensionati e giovani ragazzi hanno occupato Piazza Duomo denunciando l'imposizione delle norme sanitarie a discapito delle libertà fisiche e di scelta nella protesta denominata Emergenza Discriminazione. Nel rispetto delle norme anti-Covid si è svolta la manifestazione durante la quale un gruppo di dimostranti ha espresso le perplessità sull'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. In un momento storico in cui i contagi accennano solo temporaneamente a diminuire e molti paesi dell'Europa si stanno preparando alla quarta ondata, la protesta ha posto l'accento sulle contraddizioni che ancora non convincono gli attivisti. Propongono a gran voce cure anziché il siero vaccinale e si esprimono contro la gestione della pandemia da parte del governo. Attenzione particolare anche sulle mascherine, imposte, come sottolineato insistentemente, anche ai più piccoli. Oggetto di discussione anche il Green Pass, sul quale dichiarano un sordo dialogo e un confronto assente con gli ambiti medico e scientifico. Al riguardo, una 65enne residente a Gorizia è stata arrestata ieri nel capoluogo isontino durante la manifestazione estemporanea anti-Green Pass riconducibile al movimento virtuale Consenso Disinformato, che verso sera ha radunato una settantina di persone in piazzale Casa Rossa. Particolarmente attiva nell'animare la protesta, la donna invitava i presenti a raggiungere il municipio cittadino al fine di ottenere maggiore visibilità. Preoccupano i focolai che nascono nei luoghi del divertimento tra giovani e in particolar modo dopo le chiusure dei locali si sono intensificati i controlli anche a Lignano Sabbiadoro. L'attività di sorveglianza sanitaria massiccia continua, ha dichiarato il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Chiediamo prudenza ai giovani che possono trasmettere il virus ai parenti anziani, soprattutto se non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Il tracciamento del contagio da SARS-CoV-2 rivela che la trasmissione del virus avviene soprattutto negli assembramenti che si formano anche se all'esterno nei luoghi del divertimento. Ecco perché dopo la chiusura per 75 giorni del locale ai Papi di Roveredo in Piano, in questo fine settimana sono scattati nelle discoteche aperte per servizio bar e ristorazione di Lignano controlli mirati e in caso di assembramenti e balli scatteranno sanzioni. L'attività di sorveglianza sanitaria massiccia continua, ha dichiarato il vicegovernatore Riccardo Riccardi. È evidente che bisogna insistere con le vaccinazioni anche per i più giovani e a loro dobbiamo chiedere prudenza necessaria sul distanziamento e sull'utilizzo della mascherina. Gli assembramenti infatti coinvolgono giovani che, se vengono contagiati, possono trasmettere il virus ai parenti anziani, soprattutto se non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. In vista dell'inizio dell'anno scolastico, l'assessore regionale Riccardi rassicura: dosi per vaccinare gli studenti ce ne sono, non è un problema di macchina vaccinale, ma sempre solo di adesione limitata, anche se i giovani rispondono meglio rispetto alla categoria over 60. Ancora a cronaca, ci spostiamo nel vicino Veneto. 2 turisti hanno perso la vita nella tarda mattinata di oggi a Bibione. Verso le 11:30 un uomo di 70 anni è stato colto da malore ed è stato trasportato immediatamente a riva. I soccorsi immediati non sono riusciti però ad evitarne il decesso. Poco dopo, in un tratto di mare non molto distante, un 51enne tedesco è stato colpito da malore. Purtroppo anche per lui sono stati inutili i soccorsi. Un incidente stradale che ha visto coinvolte un'autovettura e una moto si è verificato attorno alle 13:30 di oggi lungo la strada regionale 14 Triestina che dalla località di Duino conduce a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento da parte del radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si è verificato un incidente tra una moto e una Dacia Duster. Ad avere la peggio una donna in sella alla moto, rovinata sull'asfalto e trasportata in codice giallo al Cattinara dall'equipaggio di un'ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con il villaggio del Pescatore.
Ed ora andiamo ad Aquileia, dove nelle piazze Capitolo e Patriarcato si è tenuta la serata di premiazioni del 12° Aquileia Film Festival. Vediamo il servizio. Per Aquileia Film Festival, 12ª rassegna dedicata al cinema, arte ed archeologia, organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva Firenze Archeofilm, Comune di Aquileia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggi del Friuli Venezia Giulia, Regione, Promoturismo e Fondazione Socoba con sostegno di Solaris. Gli spettatori accorsi nelle piazze Capitolo e Patriarcato, 500 per sito, trasformate per l'occasione in sale cinematografiche a cielo aperto con 4.300 utenti collegati in streaming da tutta Italia e dall'estero, hanno potuto assistere alla proiezione di Il patrimonio sommerso, un museo sul fondo del mare, lungometraggio prodotto da Rai Cultura, seguito dalla conversazione intervista di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, con Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia. Fra le 7 serate di questa edizione, in calendario sino al 3 agosto, con esibizioni riservate anche alla musica, sulla quarta hanno tenuto banco Indagini in profondità, Il robot degli abissi, cortometraggio sui fondali marini diretto da William Depardieu e Frédéric Lossignol, centrato su una squadra di archeologi al largo delle coste di Tolone impegnata ad inviare su di un relitto il robot umanoide Ocean One. E poi seguita la conversazione in streaming di Piero Pruneti con Alberto Angela, paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore, personaggio oramai di casa per Aquileia. A concludere la serata la nomina del vincitore di Aquileia Film Festival 2021, con premio assegnato da apposita giuria al già citato lungometraggio Il patrimonio sommerso, un museo sul fondo del mare. In chiusura lo sport, perché c'è anche un po' di Friuli nell'oro conquistato oggi alle Olimpiadi di Tokyo da Marcel Jacobs nei 100 metri. Questo perché il preparatore di Jacobs è il goriziano Paolo Camossi, classe 74, ex campione del mondo indoor di salto triplo a Lisbona 2001. Per anni Camossi ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico dell'atletica in Friuli Venezia Giulia. Jacobs è passato sotto la sua guida nel 2015, quando si è trasferito a Gorizia. Nel 2018 l'atleta si è trasferito a Roma e Camossi lo ha seguito e assieme hanno costruito l'impresa di oggi, che segue il record italiano stabilito ieri e quello europeo in semifinale. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata.